Genesi, capitolo 3. La tentazione a caduta. O serpe era vesti più marpione che stavano per tutte le bestie che il Signore Dio aveva creato. Chiese subito ricetta a femmina. O vero Dio da ritto in una vita a mangiare frutta e nessun albero al giardino. La femmina rispondette a serpe, dicendo: noi potremmo mangiare frutta e tutte le alberi che stanno in giardino, ma che l'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: nulla vita a mangiare e nulla vita a toccare, che se no morirete. O serpe mestre, dicette a quella femmina: no, questa è una fesseria bella e buona, perché voi non morirete per niente, e se vi mangerete quelle frutta, anzi, Dio sa che se voi vi mangerete quelle frutta, subito si spaparanzeranno l'occhio vostro e diventerete pure voi come a Dio, conoscendo bene e un male. E stessa danno la femmina verenne che quell'albero era buono a mangiare, era bella innanzi all'occhio suoi e buona aveva conoscenza del bene e del male. Allungai la mano e cuiette un frutto a coppa a quell'albero. Giretto un morso e poi mettette in mano il marito, che stava vicino a essa purissa, e so mangiai. Subito si arrabbettano l'occhio e tutte e due se ne adunai, che erano a nura, e intereszarono subito certe foglie e fighe, e ne facettero con queste una stregnatura. Poi sentette una voce del Signore che passava in da chi giardino, in da Filippina era giornata, e l'uomo che la moglie sua subito si nascondette per tutti gli alberi che stavano in da chi giardino, per non si fa vedere il Signore. O Signore danno, chiamai l'uomo e le ricette. A dove stai? A sentire il passo tuo in tuo giardino, rispondette l'uomo. Ma giù mi sa paura, perché sto a nulla e mi sono nascosto. Ma chi ti ha fatto sapere che sei a nulla? Ti ricette il Signore. E forse hai mangiato frutta dell'albero che io avevo comandato di non mangiare? La femmina che tu mi hai messo vicino, rispondette l'uomo, ma era tua frutta quell'albero e l'ha giù mangiato. O Signore Dio subito ricette la femmina: ma tu che hai fatto? O serpente m'ha ingannato, rispondette la femmina, e io ha giù mangiato. O castigo e la promessa. E tanto, Signore, ricette a chi lo serve, perché tu hai fatto questo, tu sarai maledetto, chiudi tutte le bestiame e tutte le bestie salvatiche. Tu camminerai in coppa la panza tua, ti mangerai a pure per tutti i giorni della vita tua. Io metterai una guerra fra te e la femmina, fra la discendenza tua e la discendenza sua. Questa ti scamazzerà a capo e tu potrai imbustare solo dall'uno suo. Poi ricetta la femmina: gli farà già granire assai dolore tutte figlianze tue, con dolore sgravarai i figli tuoi, sarai strascinato in mezzo al marito tuo, ma chista t'accavallerà. E all'uomo ricetta: proprio perché tu hai sentito la voce di moglie e ti hai mangiato frutta che l'albero, che io ti avevo comandato di non mangiare, sarà maledetta la terra per via tua. Con fatica e suramma, faticherai a terra per acchittare che lo pochi mangiare, che ti servirà per tutti i giorni della vita tua. Spenzone e cardoni ti terrà a terra e ti mangerai il levere che sponda in te gambe. Che suramma la fronte tua, mangerai il pane, insieme a quando tornerai nata volta in da terra, perché tu in quella terra si sta tirata fuori, perché povero sì e povera diventerai. L'uomo chiamai Eva, moglie sua, perché questa era stata la mamma di tutta la gente che campavano in coppa a terra. Il Signore poi facette all'uomo e che la femmina una veste cuore e vestette. Poi il Signore ricette all'uomo: o vicano, ma l'uomo è diventato come uno e noi, per conoscenza del bene e del male. Ma non stendesse più a mano sua e non afferrasse nata volta un frutto dell'albero della vita e mangiasse nata volta questo frutto e campasse per sempre. O Signore Dio buttai fuori in da chi tu giardino e l'Eden, perché faticasse la terra, a dove era stata tirata fuori. Scacciai l'uomo in da chi tu giardino e mettette alla lavanda chi tu giardino e l'Eden, e che rurbine, che spade, chine, lampe e fuoco, per guardare che la via che portava a chi l'albero era la vita.